Sarò brevissima perché non voglio perdermi la definizione di crisi da parte del Voglio solo presentare. Quindi mi autopresento. Io, per chi non mi conosce, sono Vania Piccin e sono alla guida dell'ufficio politiche del lavoro di Veneto Banca. La peculiarità del mio ufficio è che è fatto di sole donne, tranne me di giovani donne e quasi anche tutte praticamente mamme. E quando fra donne si fa squadra le cose vanno non bene di più, quindi l'invito alle donne presenti è quello di essere più unite e di fare più squadra tra di noi. Dopo questa breve presentazione ho solo una piccola riflessione. Probabilmente non esiste l'azienda perfetta e quindi tutti noi, ma non solo il sindacato, ma anche noi, dipendenti, lavoratori, tendiamo a fare delle critiche e questo è il ruolo principale del sindacato. Ma siccome noi siamo lavoratori proprio in virtù del fatto che esiste un'azienda, senza l'azienda non saremmo lavoratori, io dico ben vengano le critiche quando sono costruttive e non però disfattiste o fine se stesse. Quindi io ho apprezzato moltissimo la relazione da parte del collega Achilli, che dice sì, ci sono dei problemi, ma c'è anche la volontà e la voglia di risolverli. Non mi dispiace che non sia presente il signor Scanza, che l'ho visto un po' disfattista. È vero che poi già detto l'ho fatto per provocare, però insomma ben venga una critica quando è responsabile del costruttivo. Penso che siano cambiati completamente il ruolo oggi e di azienda e di sindacato. Tante volte tendo a non vederci come controparti, ma come persone che lavorano per trovare delle soluzioni a dei problemi, ahimè, purtroppo molto seri. E quindi l'auspicio è di continuare a lavorare insieme cercando il più possibile le convergenze. Grazie.